Un clamoroso successo non solo per quanto riguarda la vendita dei biglietti, ma anche per quanto riguarda la qualità delle opere esposte nei vari padiglioni. Un titolo emblematico che ha dato la possibilità a tutti di riflettere, stranieri ovunque, proprio a significare un momento esistenziale molto particolare. Il ringraziamento della città nelle parole di Giorgia Pea si è concluso facendo registrare un grande successo di pubblico, 800.000 visitatori, la 60ª esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia Stranieri Ovunque, diretta da Adriano Pedrosa. È stata la seconda biennale più vista di sempre, con un aumento del pubblico del 19% rispetto all'edizione pre-Covid del 2019, 331 artisti, una media di circa 3.300 visitatori giornalieri, tra i giardini e l'Arsenale. Grande soddisfazione per il presidente Pietrangelo Buttafuoco e per il direttore che così aveva parlato alla preapertura. Penso che il significato Stranieri Ovunque assuma un significato più intenso, più complesso a Venezia, perché è una città che comunque durante i giorni di picco turistico raddoppia e triplica la sua popolazione. È stata anche la prima biennale della storia vista da un Papa con le detenute a fare da guida al padiglione della Santa Sede e al carcere femminile della Giudecca. Una gioia enorme, essendo il primo Papa che visita la Biennale di Venezia. La Biennale ci ha dato la possibilità di essere per la prima volta dei protagonisti, non più spettatori accecati dalla sconfitta e sensi di colpa.